Thomas Ambrosi, allora le sensazioni di questo momento, un premio prestigioso che arriva alla sua persona e alla sua attività. È un premio sì, che arriva che vado a ritirare io, ma che è un premio dato alla nostra attività, all'attività dei miei soci, di tutti i nostri collaboratori. Siamo ormai quasi una sessantina di persone e questa sessantina di persone è un gruppo veramente forte, veramente coeso, fatto di persone di una certa età e di molti giovani che siamo riusciti ad attrarre e che continuiamo ad attrarre. Stiamo trasformando negli ultimi anni l'azienda in maniera veramente esponenziale, stiamo raggiungendo veramente dei traguardi importanti per me impensabili molti anni fa e stiamo toccando veramente tantissimi settori. Siamo arrivati all'agricoltura in questo momento, all'agricoltura tecnologica indoor con la nuova iniziativa di Ono Exponential Farming. Abbiamo un palcoscenico mondiale, stiamo girando il mondo con le nostre attività, siamo leader mondiali anche nelle macchine per cucire industriali, siamo l'unica azienda italiana completamente con share completamente italiano, leader mondiale in questo settore in questo momento. Che valore hanno questi premi? Sentire vicini degli imprenditori come lei, insomma, che apprezzano il lavoro, lo sforzo che si fa quotidianamente? È un lavoro che diciamo che è un orgoglio poter essere preso come riferimento, azienda di riferimento nel palcoscenico veronese. Io spingo molto i nostri imprenditori a cercare di capire come migliorare le proprie imprese e da sempre nella mia vita associativa ho fatto questo e oggi che mi viene riconosciuto e viene riconosciuta la nostra azienda questo traguardo, questo premio, ripeto, è un orgoglio ed è importantissimo soprattutto per tutte le aziende del panorama veronese, sapere che si possono fare evoluzioni 10x e non incrementali.